L'Ordine degli Ingegneri di Agrigento ha organizzato una giornata di studio intitolata La progettazione secondo il decreto ministeriale 14 gennaio 2008, norme tecniche per le costruzioni, un incontro che intende fornire ai professionisti un contributo per quanto riguarda gli aspetti strutturali geotecnici. Grande soddisfazione per l'ottimo risultato raggiunto ha espresso il presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Agrigento, Vincenzo Di Rosa. È una giornata di approfondimento di uno degli argomenti che negli ultimi tempi è venuto alla ribalta, cioè il problema della sicurezza delle strutture. Come voi ben sapete, ricorderete, ci sono stati tutta una serie di eventi sismici che hanno messo in ginocchio le regioni del nord, vedi per esempio l'Emilia Romagna, vedi la Lombardia, vedi il Friuli in quest'ultimo periodo. Però certamente noi professionisti, noi ingegneri della provincia di Agrigento stiamo al passo e quindi oggi stiamo facendo una giornata di approfondimento di queste tematiche. La tematica che trattiamo oggi vuole mettere a fuoco il problema della sicurezza nelle strutture secondo il decreto ministeriale del 2008, l'ultimo che è entrato in vigore il 1 luglio del 2009 e che da quel momento in poi ha segnato uno spartiacque di come trattare, come affrontare gli argomenti che riguardano la sicurezza delle strutture in zona sismica. Il nuovo testo unico sulle norme tecniche, in sigla NTC 2008, tratta svariati argomenti. Oggi stiamo mettendo a fuoco 4 principali argomenti, che sono quello delle strutture in muratura, quello delle strutture realizzate in cemento armato, quello delle strutture realizzate in acciaio e l'aspetto geotecnico delle strutture. Un incontro di aggiornamento che ha coinvolto molti professionisti del settore su temi di estrema attualità e grande importanza. Al convegno hanno preso parte tantissimi docenti universitari provenienti dai più prestigiosi atenei italiani. Lidia Lamendola, docente dell'Università di Palermo, ha affrontato le tematiche inerenti alle strutture in muratura. Ho parlato di struttura e muratura dicendo che finalmente le nuove norme tecniche sulle costruzioni dedicano dello spazio alle costruzioni esistenti, in particolare alle costruzioni in muratura, che sono un patrimonio per noi da salvaguardare assolutamente, e indicano un percorso ben preciso da seguire nell'affrontare nella valutazione della sicurezza, in particolare la conoscenza dell'edificio, la valutazione della sicurezza, per poi procedere eventualmente ad interventi di miglioramento, di adeguamento o eventuali differenti destinazioni d'uso.